Cari telespettatori, come ogni venerdì noi siamo supportati dallo CGIL del Veneto e quindi ci rivolgiamo alle persone pensionate, pensionandi, chi dovrà andare in pensione, quindi a tantissime persone e anziani che ci seguite sempre. E siamo supportati questa volta con Daniele Tronco, ben ritornato qui con noi, della segreteria regionale, ben arrivata anche Rosanna Bettella, responsabile regionale del coordinamento donne dello SPI. Grazie anche a lei. Allora, i temi riprendono un po' quelle che sono le vexate question, le questioni dell'anno scorso, però con qualcosa in più, cioè è stata approvata la legge di bilancio. In questa legge di bilancio ci sono tante cosine che ogni volta si scoprono, sempre molto interessanti e tra virgolette pruriginose, ma ci sono cose anche importanti per i pensionati. Quindi io direi di fare un po' una panoramica generale di quali sono le novità, se ci sono aspetti favorevoli, quali sono meno favorevoli, più penalizzanti. Poi dovremo parlare necessariamente anche delle questioni di attualità stretta che vi riguardano, però prima di tutto vediamo un po', Daniele Tronco, di inquadrare le situazioni. E anche per esempio la no tax area, insomma varie ed eventuali. Sì, bisogna dire che con il 2017 si dà attuazione a una parte delle cose che avevamo contrattato con il governo nel tarda estate e autunno del 2016. Abbiamo fatto una trattativa molto lunga con il ministro Poletti, con vari esponenti del governo, sui temi, diciamo, che riguardavano sia i pensionati sia i lavoratori attivi, sul tema su vari aspetti sia di natura previdenziale ma anche di natura fiscale. Poi quell'accordo lì si è tradotto per una parte già nella legge di stabilità, quindi nella legge, quella che una volta si chiamava legge finanziaria, e quindi è diventato, diciamo, sono diventate operative. C'è ancora una parte che non è, diciamo, operativa e che quindi meritava una seconda, diciamo, una seconda fase di contrattazione, che ovviamente adesso è legata, diciamo, alla stabilità del governo, perché è evidente che se il governo dovesse dimettersi per andare a nuove elezioni, quella parte lì oramai non troverebbe più applicazione, ma se il governo rimane in carica, come sembra, come pare, adesso è legato anche a vari altri aspetti, c'è l'impegno da parte dei soggetti, il ministro è rimasto lo stesso, quindi noi contiamo che c'è una seconda fase, come si dice, che dovrebbe aprirsi in primavera per dare corso a, diciamo, a quello che non è stato già definito. Le cose più importanti, soprattutto che riguardano i pensionati, che già il 1° gennaio diventano operative. Cioè noi abbiamo, una delle questioni che avevamo posto era l'eliminazione di un'odiosa differenza che c'era nella no tax area, cioè quell'area di esenzione. Abbiamo delle slide da questo punto, possiamo mettere in onda magari una slide della no tax area che potrebbe anche, così chiariscono bene il punto. Chiedo alla regia, tanto proseguiamo. Sì, che quindi è stata parificata anche per i pensionati quel trattamento fiscale che viene utilizzato, diciamo, anche per i lavoratori dipendenti, e quindi è stata per quei redditi di lavoratori e pensionati sotto i 8.125 euro si applica, praticamente non vengono applicate detrazioni fiscali. Ovviamente il miglioramento qui dov'è? Il miglioramento è che passiamo, prima era fino ai 7.000, poi era stato leggermente innalzato già con la trattativa precedente, adesso si è parificato, nel senso, non stiamo parlando di grandi cifre, perché poi in realtà l'impatto economico di questo provvedimento, che ovviamente è in relazione anche al reddito, perché fino a 55.000 euro di reddito annuale c'è questa applicazione della no tax area, se si supera quel reddito la questione cambia. Quindi
anche un pensionato che ha una pensione medio-alta avrà una parte del beneficio, certo decrescente, perché si prende in esame il primo scaglione, no? Il primo scaglione degli 8.000 fino a 8.125 euro non si paga tasse. Questo vale, diciamo, per tutti i lavoratori, anche per tutti i cittadini. Senza farne domanda. No, non c'entra la domanda, no, questa è una prestazione fiscale, diciamo, ecco. Ovviamente ci deve essere a monte ci deve essere un reddito. Certo, cioè certo. non è che ti danno un contributo, è che se tu hai un reddito, certifichi un reddito, fino a quella cifra là non paghi. Dire vero, ci sarebbe anche da dire che poi sarebbe anche discutibile il fatto, perché se tu superi anche di poco quella cifra là si rimodula tutto, ma perdi in parte del beneficio. C'è sempre qualche gabola. Sì, c'è sempre un po' di problemi, però diciamo che dal punto di vista dell'equità per noi era importante, perché ritenevamo odioso il fatto che fosse considerata un trattamento fiscale più favorevole a una parte di cittadini rispetto a un'altra parte, che in questo caso i pensionati. In questo modo c'è un trattamento simile su un beneficio fiscale, quindi c'era anche il paradosso che i pensionati pagavano di più di un altro. Adesso non so quale altra diapositiva. Penso comunque sia la questione anche dei contributi che dal gennaio 2017 per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata dell'INPS l'aliquota contributiva è stata ridotta al 25%. Sì, diciamo che qui non siamo in un tema, diciamo, previdenziale. Noi questo è un dato che è stato acquisito, però non è un tema, diciamo, direttamente legato alla previdenza. Diciamo che per quanto riguarda la previdenza e per quanto riguarda i problemi che hanno i lavoratori e i futuri pensionati, è il tema degli esodati, perché per esempio si è concordato di dare il via all'8ª salvaguardia, che sono tutti quei lavoratori. Quindi vediamo la slide esodati. Esodati, questa penso sia una di quelle, eccolo qua, perfetto. Gli esodati sono quei lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo in una fase, diciamo, dove avevano il diritto di andare in pensione, poi nel corso del tempo il diritto gli è venuto meno, quindi si sono trovati nella situazione che non avevano più un lavoro, perché magari la loro azienda, li aveva espulsi dal ciclo produttivo, li aveva messi in questo limbo in attesa di poter entrare con l'età. E diciamo che questi erano un numero abbastanza consistente, tant'è che siamo all'8ª norma di salvaguardia. Meno male che li hanno conglobati, perché questi lavoratori che diventeranno pensionati sono quei lavoratori che maturano la quota 96, cioè che da 60 anni, 61 anni, con almeno 35 anni di contributi, riacquistano il diritto ad andare in pensione. Perché altrimenti erano fuori. Se no erano senza reddito, senza benefici, perché veniva meno la possibilità di poter andare in pensione, quindi erano senza pensione e senza reddito. Quindi è una norma molto importante. Noi speriamo che si esaurisca, perché andiamo avanti a salvaguardie, perché bisognerebbe arrivare a un punto, noi questo ce l'auguriamo, che non ci sia più questa condizione, cioè che non ci sia più una condizione di lavoratori dipendenti che vengono messi in questa condizione. Perché anche qui bisognerebbe dire che un po', diciamo,
ci si gioca. Diciamo che questi però sono in una situazione drammatica, questi sono cittadini che sono in una situazione drammatica, che hanno fatto un accordo magari garantito dall'ufficio provinciale del lavoro e che poi lo Stato stesso gli ha tolto quel diritto. Cioè una cosa all'italiana. L'altra questione molto interessante è la possibilità di fare cumulo. Perché? Perché a un certo punto di un certo governo tecnico cosa hanno detto? Tu che hai lavorato, che so, 15 anni nel pubblico impiego, 20 anni nel pubblico impiego, poi sei passato a una gestione privata perché hai cambiato lavoro e sei andato. Tu hai 20 anni nel pubblico impiego e non ti sono sufficienti per andare in pensione. Hai, che so, 20 anni nel privato e non ti bastano per andare in pensione, quindi tu non puoi andare in pensione, perché non puoi cumulare i due periodi. Noi ne avevamo, attraverso il patronato dell'Inca, certificati un numero molto alto di questi soggetti. Dal 1° gennaio si può cumulare questi due periodi in modo che uno ha 40 anni di lavoro, poi in base all'età rientra in un meccanismo, diciamo. Questa qui è una cosa che va vista, soprattutto questi sono lavoratori che sono lì in attesa di poter procedere. Ecco, tenete presente che adesso c'è bisogno, perché fatta la legge finanziaria, per molti di questi aspetti c'è il bisogno dei decreti attuativi che poi danno le indicazioni operative ai vari enti, ai vari soggetti, in questo caso all'INPS, di procedere alla unificazione di contributi che finora non erano contributi. Un attimo solo, devo leggere anche i messaggi che arrivano, giustamente sennò poi i telespettatori si lamentano. Rivediamo cortesemente dalla regia se possono rimettere in onda il messaggio che è venuto prima. Sicuramente è stato fatto un passo in avanti, però questi politicanti non hanno nessun rispetto per noi cittadini, come dimostra il non voler mai andare a votare, ma piazzando sempre un uomo scelto dall'alto. Per questo a mio parere serve più mano ferma, dialoghi sì, se vogliamo veramente farli, non per perdere tempo, cosa che mi sembra. Sì. Ma qua noi un altro abbiamo messaggio: bisogna ristabilire ordine alle casse previdenziali, non è possibile che si attinga da esse per mettere a posto i conti di altri settori. Se non succedesse il sistema sarebbe più che autosufficiente, giusto? Sì, allora questo secondo messaggio dice una cosa vera. Anche se noi abbiamo preteso già da tempo di avere chiarezza nei conti, cioè adesso è chiaro cosa viene erogato ai fini di trattamento sociale, di welfare, e cosa invece viene erogato ai fini previdenziali, perché curiosamente nel nostro paese si pesca tutto dalla stessa... Questo è un discorso. Nella seconda fase c'era appunto la definizione di un meccanismo che finanziasse il welfare. Questa era una delle richieste, diciamo, storiche del sindacato, perché si fa un po' di chiarezza, perché i fondi previdenziali, in quanto fondi previdenziali, cioè i contributi versati dai lavoratori, sono diciamo bastevoli per il pagamento dei trattamenti previdenziali. È chiaro che se però tu ai trattamenti previdenziali aggiungi dei trattamenti di welfare, di assistenziali, è chiaro che quelle risorse lì non ti bastano più. Allora, importante già da qualche anno aver separato le contabilità, cioè sia chiaro cosa si spende per un capitolo e cosa si spende per l'altro capitolo. Però bisogna che quel capitolo che riguarda l'assistenza venga finanziato dalla fiscalità generale, perché noi non è che ci sogniamo di dire che quella roba lì non va erogata, perché stiamo parlando di interventi a sostegno del reddito e quindi a sostegno delle persone fisiche che hanno difficoltà nel vivere nel trattamento, quindi c'è tutto il tema delle integrazioni, dei trattamenti appunto di welfare.
Per quanto riguarda invece il primo messaggio, voglio precisare che per il sindacato noi non facciamo politica, quindi noi non siamo interessati, non chiediamo elezioni anticipate tanto per chiedere, noi chiediamo che siano risolti i problemi, anzi c'era un rischio che se andavamo a elezioni subito dopo il referendum, tutti gli accordi che avevamo fatto non venivano trasformati in legge e quindi avremmo perso quella parte di cose che avevamo contrattato e che se non venivano trasformate nella legge finanziaria o nella legge di stabilità saremmo andati in regime di provvisorio e quindi avremmo veramente perso gran parte. Anche adesso abbiamo una seconda fase da realizzare, poi è chiaro che se la politica, se le forze politiche non si trova un accordo, noi siamo, la democrazia è fatta anche di elezioni, ma prima bisogna pensare di fare delle cose che servono alle persone che rappresentiamo, noi questo è il nostro compito. Assolutamente, no, chiarissimo. Allora, io direi di passare poi alla slide successiva, che così vediamo di commentarla, prima è arrivato anche un altro messaggio. I voucher sono fondamentali per le aziende che in assenza di questi non potrebbero avere la flessibilità sul lavoro che richiedono da tempo. I sindacati devono pensare anche ai lavoratori che con questo strumento possono lavorare. Gianni da Padova. Mi ha tirato fuori, ha visto. Rispondiamo al signor Gianni. Allora, per la questione che volevo affrontare al termine, comunque è venuta fuori noi adesso. pensiamo molto francamente che il tema del lavoro cosiddetto accessorio, del lavoro parziale, di alcune tipologie di lavoro, trovare una modalità per regolamentare e retribuire questo lavoratore in modo anche più meno vincolante rispetto al contratto normale non sia una cosa totalmente sbagliata. Il problema è che non possiamo pensare di retribuire coi voucher tutto il lavoro. Cioè noi siamo in presenza di un uso molto esteso e che viene certificato sconsiderato perché tenete presente che a ottobre con l'agricoltura, i pensionati, gli studenti, perché non si può paragonare un lavoro di un raccoglitore in un terreno agricolo per le mele, si fa sempre l'esempio del raccoglitore delle mele, di uno che viene occupato un mese a fare la raccolta delle mele in montagna. Chiaro che quella è una tipologia di lavoro che è molto focalizzata, molto mirata, eccetera. Il problema è che se tu retribuisci un dipendente metalmeccanico, guardate che i voucher sono una bomba sociale che ci trasferirà una situazione, perché il voucher per costruire una posizione per esempio previdenziale o assistenziale con i voucher c'è bisogno di 10 volte di più di un rapporto di lavoro normale. Cioè se io retribuisco uno a voucher non gli bastano 41 anni di lavoro, ma ne vogliono 400 anni di lavoro per avere una pensione. Si può pensare a una situazione di questo genere? No, secondo noi no, vanno ridotti il più possibile e riportati nell'ambito naturale di un utilizzo parziale per quelle cose che servono effettivamente, che sono utili a risolvere, far emergere prestazioni che altrimenti sarebbero in nero, perché diciamoci francamente, molte di queste prestazioni che venivano coperte con i voucher sono prestazioni che andavano a finire nel nero, nel non retribuzione. Bisogna trovare comunque una formula che non sia penalizzante né per il lavoratore poveretto, che poi tipo i famosi cocò che pagavano più tasse che non quelli che ricevevano e quindi non rispondevano alle chiamate, né per l'azienda stessa che non si trovi penalizzata e uno deve sapere che se ha un'attività produttiva
Quello è il costo del lavoro. Adesso immagino che se uno ha una fabbrica metalmeccanica e pensa di retribuire a voucher un dipendente specializzato al tornio elettronico, a quel punto siamo in presenza di una situazione che nemmeno per le aziende, secondo me, è salutare, perché intendiamoci, qui c'è anche una concorrenza sleale. Ma se io penso ai milioni di voucher che vengono utilizzati in Italia oggi, anche se il governo ha tentato con un provvedimento dell'ottobre di introdurre un meccanismo di bisogna mandare un SMS, bisogna attivarli, diciamo, con una certa modalità. Cosa interroga, secondo me, quando c'è un'estensione così ampia di questo sì, utilizzo. Solo che è stato, rispetto a quando erano usciti, è stato ampliato, è stato aperto a tutti i lavori. Certo. Mentre invece quando erano usciti, e che su cui eravamo anche d'accordo, no? Che proprio perché era un modo per far emergere il lavoro nero, erano solo rivolti a una certa tipologia di lavori. Averlo esteso a tutti, penso anche ai cantieri edili, non so, pensate ai muratori con il pericolo che c'è, no? Che vengono pagati a voucher. Infatti i voucher per l'agricoltura, dove un'azienda agricola ha bisogno solo per alcuni mesi, ovvio che uno specializzato no, ma in certi casi come si fa a farne a meno? Questo è il discorso, secondo me questo telespettatore ha ragione. Tenete presente però che se il tema è che se io faccio una legge e poi mi invento tutta una serie di storie per fare un abuso di quella legge, è chiaro che ci si pone il problema. Noi come CGIL abbiamo proprio proclamato un referendum per porre all'attenzione del Paese questo tema, perché non è possibile. La realtà dei fatti è che noi abbiamo un uso dei voucher totalmente improprio rispetto alla natura, diciamo, di questo rapporto di lavoro. Detto questo, il governo dovrebbe procedere a una proposta, perché sennò altrimenti noi a giugno andremo a votare sul referendum. Io penso che sia giusto appunto votare sì, perché tra l'altro referendum è anche legato alla responsabilità nel passaggio di appalto, quindi abbiamo due referendum, quello sull'articolo 18 è stato cassato dalla Corte, adesso lì si farà ricorso, si vedrà, insomma, ma al momento sono due referendum, uno sugli appalti, sul regime degli appalti, sulla responsabilità nel regime degli appalti, e l'altro invece è legato appunto ai voucher. Assolutamente. Allora, ma se c'è un limite massimo di utilizzo per persona, il problema è risolto? No, perché anche qua bisogna identificare bene la tipologia del lavoro, quindi se tu lo generalizzi per tutti i lavori rischi, e poi siccome non è scritto da nessuna parte che vale un'ora, lo si dice, no? Si è visto che è stato utilizzato anche per pagare a giornata un voucher, non so, non per un'ora, per cui veramente puro sfruttamento. Quindi va rivista, la CGIL chiede nel referendum, chiede l'abolizione dei voucher, e questo non significa che non si voglia affrontare invece il tema dei lavori occasionali, senza però e trovare però la forma giusta. Perché una volta che si mette in discussione una cosa si va sempre in peggio, siamo abituati che in Italia si va noi sempre in peggio. Noi chiediamo a questo punto, visto che la strada dei voucher non è andata avanti, bisogna ritrovare un altro modo. L'abbiamo nella nostra proposta di legge che è depositata in Parlamento sul nuovo statuto dei lavori. Ci sono proprio degli articoli che parlano come vogliamo che sia regolamentato il lavoro occasionale. Certo, 40 anni di lavoro, 59 anni di età si può andare in pensione? Bisogna vedere se ha delle tipologie di lavoro, perché c'è tutto il tema dei lavori usuranti,
Se non è un lavoro usurante? Niente, si lavora. No, bisogna vedere. Se infatti rientra io a nella queste categoria... domande di solito dico sempre: rivolgetevi a una sede, a un patronato, sono lì apposta per questo, Perché ci è un possono essere servizio che è gratuito, e quindi quando si hanno questi dubbi fatevi un controllare la situazione, andate, noi abbiamo sedi in tutti i comuni del Veneto. Ma perché poi si scoprono Italia. Situazioni che vanno risolte per tempo. Perché poi adesso sono stati introdotto, per esempio, con la pensione anticipata, che è una delle questioni, dal 1° maggio però si attende l'introduzione dell'APE. L'APE ne parliamo, non fermo lì perché adesso l'APE ci hanno scritto, no, perché so che alcuni telespettatori ci hanno chiesto di parlare di questo APE e giustamente voglio dedicarci del tempo, perché sennò bypassiamo il tema e non rispondiamo a delle mail che sono arrivate, anche se io l'abbiamo consigliato attraverso il nostro centralino di chiamare le sedi della CGIL e andare a farsi spiegare bene per la situazione specifica, perché sono tutti casi molto particolari. Ne parliamo comunque in studio con i nostri ospiti. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.